Eccoci qua, benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli e benvenuto soprattutto al presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, Dorino Favot. L'Associazione Comuni Italiani, che in pratica è il sindacato dei sindaci, ha un'organizzazione veramente capillare e molto importante ed è un punto di riferimento non solo per gli amministratori, ma anche per l'opinione pubblica e soprattutto anche per chi deve decidere le sorti qui in regione sia anche a livello nazionale, quindi giunta regionale e il governo nazionale. Ecco, sindaco, io lo chiamo ancora sindaco perché onestamente è da poco che ha terminato il lavoro, no? Ma comunque si lavora più prima, per capire. Bene, allora, la situazione com'è in generale? Intanto vorrei rivolgere un cordiale saluto a lei e ai telespettatori. La situazione attuale, come sapete tutti, sta un po' scontando quella che è la situazione internazionale, il caro delle materie prime, il caro energetico, insomma, e oggi come oggi i comuni sono sempre, diciamo così, in avanscoperta per tutto quello che riguarda affrontare problemi che poi si riflettono su quello che è la qualità della vita della cittadinanza. In pratica siete sotto pressione, ecco. Come al Eh, solito. C'è un problema in regione, lo affronto subito, la situazione della sanità, soprattutto dei medici di base. Sappiamo che la sanità in generale comunque è in costante, diciamo così, restyling, perché comunque sia, partant che si fasi, come si dice, no? C'è sempre qualcosa da fare in più. Ma la questione dei medici di base è un allarme costante perché molti comuni hanno il medico di base, molti vanno in quiescenza e per cui io penso che voi state monitorando la situazione e anche state riflettendo sul da farsi, quantomeno il confronto con la giunta regionale. Ecco. Sì, da questo punto di vista la situazione è abbastanza critica perché spesso e volentieri i sindaci si trovano a situazioni in cui nel giro di pochi mesi si viene a sapere che quel dato medico di medicina generale va in pensione. E questo è un sistema che deriva tra l'altro non tanto da una legislazione regionale, ma proprio da una legislazione nazionale che ha creato tutta questa serie di difficoltà con la diminuzione quindi dei medici di medicina generale, la difficoltà nel reperimento e una procedura che, ripeto, non deriva da quella che è l'amministrazione regionale. Non la sto difendendo, sto dicendo solo un dato di fatto, ma una legislazione di carattere generale nazionale. Secondo noi il primo tassello da fare è quello innanzitutto di riaprire il più possibile alle facoltà di medicina, in modo da allargare la platea di quelli che possono diventare appunto medici, e dall'altro, se possibile, almeno in una fase transitoria, adesso speriamo sia concluso l'emergenza del Covid, però insomma per una ripartenza migliore, accanto alle strutture sanitarie, al digitale, eccetera, che sono inseriti nel PNRR, bisognerà fare uno sforzo per incrementare il personale che si occupa di sanità. In prima battuta magari si potrà riutilizzare quel sistema del Covid dove magari i medici pensionati possano comunque dare una mano, almeno per fronteggiare le immediatezze, le cose più immediate che servono appunto per aiutare la sanità a essere gestita al meglio. È una vera e propria emergenza in sostanza. Ecco. Sì, sì. Sindaco, poi ci sono, Presidente, cioè ci sono anche dei problemi che riguardano il piano nazionale di ripresa e resilienza, dove i grandi comuni magari sono attrezzati e hanno avuto anche la possibilità, seppur con difficoltà, di fare questi. E poi ci sono i piccoli comuni che sono in difficoltà, cioè o si mettono in consorzio o comunque so che voi siete attrezzati per dare una mano dove potete, no? E quindi ci illustra la situazione anche per sfatare, no, questo tema che comunque si sono lasciati soli. Mi pare che voi date una mano. Ecco.
Assolutamente sì, è vero da un lato che i comuni più piccoli hanno difficoltà per motivi proprio organizzativi loro interni, però nello stesso tempo, proprio perché il PNRR è un qualcosa di straordinariamente grande, che forse non sarà neanche mai successo nella storia dei comuni, poter attingere a un fondo così importante, abbiamo fatto due cose interessantissime dal mio punto di vista. Uno, abbiamo creato una cabina di regia con la regione, con l'amministrazione regionale e le direzioni centrali della regione, proprio per cercare di gestire al meglio quelle che sono le attività, le possibilità, le occasioni da poter attingere. Quindi se pensiamo che nel PNRR ci sono diversi tipi di missioni che sono dei settori di attività differenti, è chiaro che facendo questa cabina di regia, se io ad esempio voglio accedere a un fondo che riguarda la missione della cultura, la direzione centrale che si occupa di cultura riesce a dare una mano per gestire al meglio, per toccare quelli che possono essere gli elementi utili per riuscire poi, tra virgolette, a vincere quel dato bando, no? Delle indicazioni di base, insomma, che possono Esatto. dire dal panico, perché questo è al limite, no? Infatti, poi c'è un lato che è ancora più operativo e noi abbiamo creato proprio un vero e proprio, come si può dire, sistema di aiuto, quindi un vero e proprio sportello che è da un lato digitale perché c'è una mail dedicata proprio a favore dei comuni per chiedere ma io come devo fare per comportarmi a questa cosa, per fare questa cosa qua. E nello stesso tempo abbiamo messo a disposizione una persona esperta di ANCI che segue tutte queste progettualità. Quindi qualsiasi amministrazione, soprattutto mi riferisco a quelli più piccoli, che hanno difficoltà nell'interpretare, nel capire, nel partecipare a questi bandi, possono rivolgersi e quindi avere una risposta C'è un immediata. monitoraggio continuo in sostanza, ecco. Esattamente, sì, sì, sì. Bene, bene. E poi c'è il tema dell'energia che sicuramente condizionerà i bilanci e la vita un po' anche dell'amministrazione, perché le bollette sono per i privati, ma ahimè, sono anche per l'amministrazione, specialmente adesso che viene la stagione brutta, dove le scuole sono in primis, dove il riscaldamento costerà una botta, insomma, una cifra. Ahimè sì, questo è un problema, è il problema dei problemi perché da un lato bisogna riconoscere innanzitutto che nelle decretazioni di urgenza il governo nazionale ha già dato una mano, anche se limitata perché è chiaro che è impossibile riuscire a far fronte completamente a tutto e addirittura recentemente nell'assestamento di bilancio la Regione Friuli ha dato un ulteriore aiuto ai comuni e questo bisogna riconoscerlo che è un qualcosa che deriva da una sensibilità nei confronti del mondo delle autonomie. È chiaro che però la maggior parte della bolletta resta a carico a ciascuna singola amministrazione che tra l'altro può quest'anno in via del tutto eccezionale utilizzare l'avanzo di amministrazione per fronteggiare questa spesa. È chiaro che fronteggiare questa spesa con l'avanzo non è una cosa di tutti i giorni, perché è come se noi chiedessimo al buon padre di famiglia, ascolta tu che hai risparmiato 8 euro, adesso invece di utilizzarli, non so, per sistemare la casa, per fare interventi importanti per la tua casa, li utilizzi per pagare le bollette. Allora, qui si capisce benissimo che viene meno una capacità di spesa che invece avrebbero l'amministrazione per fare magari nuove opere, per fare interventi di investimento utili per la propria comunità. D'altro canto però non è pensabile che nessuna amministrazione si metta ad aumentare i prezzi delle tariffe piuttosto che le tasse, perché già i cittadini e le imprese sono in difficoltà per conto loro. Diciamo che c'è un blackout nella programmazione dovuto a cause di forza maggiore, per cui prima si pagano le bollette per dare i servizi e poi si faranno investimenti quando si potrà farli in sostanza, quindi mi pare un atteggiamento corretto. Poi c'è anche il problema dei segretari comunali e quindi anche del personale che è un allarme costante perché molti vanno in quiescenza, molti, diciamo così, segretari comunali, anche questi hanno diritto di andare in quiescenza e si sa, senza un segretario comunale un'amministrazione non può programmare come vuole, per cui so che la regione
ha deciso di fare questo albo, eccetera, però mi pare, insomma, la burocrazia ha i suoi tempi, no? Ecco, come vede la situazione, Presidente? Allora, l'attuale situazione sui segretari è abbastanza critica, dovuta al fatto che appunto, come dice lei, ci sono stati diversi segretari che sono andati in quiescenza da un lato e dall'altro sono stati fatti pochi concorsi a livello nazionale. Ultimamente in realtà ne stanno uscendo diversi e stanno sfornando nuovi segretari, tant'è che in questa ultima infornata dovrebbero arrivarne una decina in Friuli Venezia Giulia. Questo è bene, insomma, ecco. E questo è bene, da un lato è un bene, però dall'altro faccia conto che abbiamo un numero di segretari che coprirà a malapena un terzo dei comuni. È vero che poi ci sono le convenzioni, però insomma il problema è che ci vuole tanto tempo per risistemare questa situazione. Allora, a legislazione vigente in cui il segretario è considerato il pilastro della struttura amministrativa di un comune e quindi non si può prescindere da lui, noi abbiamo manifestato, si può dire che da 3 anni a questa parte, cioè da quando sono presidente, ho battuto abbastanza su questo tasto con l'amministrazione regionale e l'amministrazione regionale non tanto tempo fa ha presentato uno schema di legge sul quale ci ha anche chiesto di fare delle considerazioni e quindi su questo punto noi stiamo cercando di così verificare quelle che possono essere le modalità migliori. Per esempio uno dei temi di cui si parla può essere ad esempio la classificazione dei comuni in base al numero degli abitanti, oppure se mettere o meno una legislazione transitoria per far entrare nell'albo magari funzionari comunali che hanno una determinata esperienza o meno. Quindi su questo punto noi stiamo cercando di portare a conclusione un'indicazione che daremo come ANCI all'assessorato, anche chiedendo ai singoli comuni, quindi abbiamo già impostato e fatto così compilare un questionario a tutti i comuni per dire se sono favorevoli o meno a questa riforma, perché questa riforma vorrebbe dire in ultima analisi potersi avvalere della legislazione, quindi l'autonomia speciale che ha la Regione Friuli Venezia Giulia, anche per regolamentare questa figura, proprio per avere la possibilità di dire ce lo gestiamo in casa noi questo discorso e quindi possiamo anche stabilire quanti possono essere ad esempio i posti da mettere in concorso quando la Regione avrà legiferato su questo punto. Si può fare una programmazione, diciamo così, consapevole, come si dice, no? Esatto, Ah, esatto. Presidente, in chiusura di questa chiacchierata, che ringrazio per aver dato anche delle risposte concrete, il 25 si va a votare, comunque c'è una disaffezione al voto e un po' di estensione, c'è questa paura, no? Insomma, le amministrazioni sono un po' lo specchio, le istituzioni sono un po' lo specchio, sono vicine ai cittadini. Ecco, qual è la sua sensazione in questo momento? In Friuli abbiamo una Ma tradizione di voto, insomma, costante, mi pare, però ultimamente c'è stato qualche problema. Ma io direi innanzitutto che adesso non per vantarmi, però io devo dire che qualsiasi amministratore di comune, qualsiasi sindaco è il punto di riferimento per tutti i cittadini e quindi questo vuol dire la vicinanza, la capacità di risposta immediata rispetto alle esigenze e le istanze dei cittadini e via discorrendo. Io credo che questo momento sia un momento particolare in cui ci sia disaffezione da parte dell'elettorato, perché temo che si sia perso un po' questo collegamento tra chi fa politica a livello generale, quindi a livello di Stato, rispetto a quello che sono le effettive esigenze dei cittadini. Allora, Presidente, grazie per la tua disponibilità, naturalmente anche per la chiarezza delle esposizioni. Naturalmente ci vediamo probabilmente dopo il voto, ok? Va bene? Grazie, Mandi, a mandi, presto. grazie ancora. Ciao.